Amici bellini, scusate, sono un po' la testa un po' del cuscino, ma va bene tutto, le notifiche, il canale Parliamo di questi premi, dai, perché mi sono piaciuti tra tutte le varie cose, insomma, una riflessioncina insieme la possiamo fare. Cominciamo, dai. È un marketing pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Allora, Marco Romano, tra gli ultimi iscritti, io veramente vi voglio ringraziare. Questa non è per quelli che capitano qua per la prima volta, per quelli che ci sono sempre. Le notifiche, il canale Telegram. Se vi iscrivete al canale Telegram in descrizione trovate tutte le notifiche e vi ricordo sempre che se vedete delle cose tipo pubblicitarie, cryptocurrency, tutta una cosa così, non sono io, è Telegram che sta usando il mio canale come test per vedere se queste cose funzionano e gli portano soldi. A me niente, quindi non ignorate completamente qualsiasi link che non riguardi i miei canali e le mie cose. Ma iscrivetevi al canale Telegram perché YouTube spesso non manda le notifiche, lasciate i like, se lasciate i like le notifiche si muovono, si sviluppano. E oggi non voglio parlarvi di Laurentiis, non voglio parlare io sono commosso però. Oggi ho un giorno libero, ieri ho fatto 2 serate. Oggi serata libera, probabilmente un impegnuccio, ma vorrei andare a recuperare un po' tutti i vostri commenti perché ho fatto una guardata sommaria al di là dei like che avete lasciato, ho letto dei commenti che mi fanno piacere perché mi fanno sentire meno solo. Sentiamoci tutti meno soli, perché rispetto alla conferenza di De Laurentiis la stampa veramente stavolta quasi si può generalizzare, tutti, nessuno ha detto niente, ha detto no, non è successo niente. Anche giornalisti che io stimo molto hanno tutti minimizzato, alcuni non hanno nemmeno dovuto minimizzare, hanno detto no, tutto a posto, una bella conferenza, toni distesi, stanno tutti contenti. Va bene, allora vuol dire che siamo noi strani, però non siamo soli, vi devo dire la verità. Siamo strani, saremo pazzi noi, però soli non siamo, e ce ne sono parecchi che intervengono nelle trasmissioni. I tifosi sono più sensibili dei giornalisti sotto questo punto di vista, se si tratta di sensibilità. Quindi un ringraziamento da me a voi. Quindi oggi del discorso Koulibaly, Barcellona non tiene soldi, Koulibaly non si vende, Koulibaly, però se ne vuole andare lui, noi non lo tratteniamo, le solite cose, non ne voglio parlare proprio. Voglio parlare di questi premi della Serie A, i famosi MVP, no? Poi con le pubblicità, le trasmissioni, VIP, no? VIP, vi premia Very Important Person, e abbiamo una sola, e che cazzo, 3 macchine che mettete lo sapete di cosa fa. Very Important People in questo caso, almeno, no? Very Important Person. Vabbè, tralasciando questa cosa qua che non interessa a nessuno, volevo chiedere a voi nei commenti se siete d'accordo con i premi dati dalla Serie A, che sono un po' d'anni che danno i premi ai migliori nei vari ruoli, e quindi miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, e poi c'è un premio per il miglior giovane, e giovane si intende under 23. Ora, se credo per il portiere Maignan, non credo ci siano dubbi, grande stagione, e ha fatto la differenza, specialmente perché deve sostituire Donnarumma, ha dimostrato personalità, parate, alcuni anche miracoli, ha dimostrato un ottimo lancio con i piedi, si mette davanti alla difesa, veramente bene Maignan. Difensore Bremer, che gli vuoi dire? Bremer ha annullato quasi tutti gli attaccanti della Serie A, ha fatto una stagione incredibile, adesso è nel mirino di tutte le squadre più importanti, e anche lì difficile da contestare. Centrocampo Brozovic, onestamente ragazzi, mi pare proprio giusto, perché quando poi continuo sempre nel suo campionato, quando è venuto meno Brozovic, che l'Inter non l'ha potuto schierare, lì l'Inter è venuta meno, quindi si dimostra l'impatto, come è impattante un giocatore nella propria squadra, e non c'è dubbio. In attacco Immobile continua a segnare caterve di gol da sempre, la Lazio, Sarri, Immobile che non segna in nazionale, però in Italia è veramente straordinario. Si può discutere, però i gol la fanno da padrona. E poi sul giovane, guarda un po',
si sceglie Osimhen e qui voi mi potete dire non lo so, però mi fa piacere vedere le vostre i vostri input sui giovani. Adesso devo ragionare, non so bene tutte le età dei giocatori che magari erano in lizza per questo premiuccio che poi ti porta a quel logo sfizioso sulla maglia. È una cosa bella, una piccola soddisfazione personale per i giocatori. Io credo, visto che queste sono delle analisi molto più scientifiche, non sono dei tifosi che si esaltano i propri giocatori, oppure giornalisti che comunque devono fare questo e quello. Pare che l'analisi sia un po' più scientifica, un po' più algoritmica. E allora, come noi stiamo vedendo quando facciamo le nostre analisi del mercoledì, Osimhen è molto impattante nelle partite. Quando c'è lui, talmente che le difese devono poi occuparsene, il pressing è tutto su di lui, i movimenti che fa portano le difese a spostarsi da una parte, poi fa gol, poi fa fare anche gol, qualche assist l'ha fatto. Insomma, è un giovane ed è stato votato come miglior giovane. Ci sono delle altre figure che potevano competere con questa cosa. C'è Leao, ovviamente, c'è Scamacca, e forse su Scamacca io lì magari a livello di numeri, visto che il suo rapporto minutaggio-gol è un rapporto importante, lì si poteva probabilmente ragionare. Ma avete voi qualche altro giovane che vi sembra che meritasse di più? Perché se poi si parla di Vlahovic molto bene nella Fiorentina, ma poi bisogna dirlo, andando alla Juventus lui è andato a fare lotta libera, perché poi ha avuto un momento di grande difficoltà dove non ha segnato. Colpa sua? Non lo so, perché comunque è rientrato in un sistema di gioco dove palla Vlahovic, lui che doveva lottare con due difensori. Purtroppo si è un po' rovinato la stagione con le sue mani. L'anno prossimo sarà diverso sicuramente, però se avesse probabilmente continuato con la Fiorentina, ascoltami bene Vlahovic, magari ti portavi un premiuccio a casa che alzava anche le aste che potevi fare a giugno, ma è stata scelta così e va bene. Quindi fatemi sapere voi, non so se Tonali per esempio rientra ancora in questi giovani, se è ancora under 23, devo interessarmi, devo controllare, ma io ho la mia community che lo fa per me. Quindi se ci sono altri giovani che dice però questo giovane ha fatto un grandissimo campionato, così, fatemelo sapere voi, ne discutiamo. Io per una volta non ho pochissimo da lamentarmi e sono d'accordo con tutto l'impianto dei premi dati, perché non riesco a contestarli. Il portiere è quello, il difensore è quello, difensore che ha avuto difficoltà con Osimhen nell'ultima partita, quindi anche questo ci fa riflettere, e dobbiamo riflettere sul fatto che il calcio sta diventando sempre un po' più scientifico, sempre un po' più prevedibile. Se analizzi i numeri, le statistiche e le prestazioni in un certo modo, noi possiamo fare delle previsioni, possiamo sapere i punti deboli, possiamo sapere i punti di forza delle squadre, dei giocatori. Ragazzi, lo so che è difficile accettarlo, però è così. La matematica non piace a tutti, però si può rendere bella la matematica. I numeri possono essere belli perché poi c'è l'imponderabile, c'è l'imprevedibilità, ci sono delle caratteristiche che sono difficili da intuire solamente con i numeri, no? Come sta un giocatore mentalmente. Prendiamo il caso di Zielinski, no? Che comunque aveva fatto un inizio campionato comunque buono, i suoi gol li aveva fatti, poi si è perso un po' per strada. Spalletti prima diceva fisicamente lo devo recuperare facendolo giocare, ricordate? Poi ha parlato che mentalmente lo doveva recuperare, allora un po' in panchina, un po' lo faceva entrare, e insomma un pochino se n'è sceso nelle sue prestazioni finali. Non mi parlate di ruolo per Zielinski, perché il ruolo quello è, poi l'allenatore deve dare a quel ruolo delle specifiche diverse, perché il sottopunta di un Gattuso è diverso dal sottopunta di Spalletti, è diverso dal sottopunta di un Pioli, è diverso da altri allenatori che utilizzano il sottopunta. Noi, come l'abbiamo visto noi, il sottopunta in fase difensiva deve fare il primo pressing insieme all'attaccante, e Zielinski lo fa però senza poi impattare come invece ha impattato Mertens, perché Mertens fa quello e Mariastello, quindi sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Altre notizie non lo so, perché vedi qua si è acceso, perché si è acceso? Sapete che l'iPhone non si spegne, no? Però si accende, se voi lo togliete
non funziona. Quindi sappiamo quello che dobbiamo sapere. Altre notizie, pare che pure Ospina avesse una buona percentuale insieme ai portieri, ma non ci interessa molto. Guardiamoci le ultime partite di questo campionato. Chi deve fare il fantacalcio lo facesse, un po' mollato, ma non ha importanza. Fatemi sapere voi se avevate altre idee per quanto riguarda i premi della Serie A, e speriamo, secondo me, da tutto questo speriamo che non arrivi l'offerta per Osimhen. Questa è la mia cosa. Teniamocelo un altro anno, sfruttiamolo magari per 25 partite invece che 15 alla volta, insomma, perché questo è vero che ha giocato anche poco, ma quel poco che ha giocato a me onestamente è piaciuto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, che io vi ho detto la mia. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.